Grazie, noi intanto siamo molto contenti di questo secondo posto e ringraziamo tutta la commissione e la città di Conegliano. Volevo ricordare il gruppo di lavoro che diciamo ha come capofila Urges, Valagussa e poi come progettisti incaricati lo studio BMBR di Milano di Marco Chiodi e Josep Garcia Maria Fuentes e RSL, che siamo noi, Lorenzo Rebediani e Vera Scaccaparozzi, paesaggisti. Siamo a Milano appunto e insieme abbiamo insomma, condotto questo concorso di progettazione che era per noi molto interessante perché era di una scala urbana all'interno di una città storica e riuniva in maniera molto propria, ecco, le competenze dei nostri studi. Per noi paesaggisti era una grande opportunità in particolare fare un progetto di questa scala pubblica. Su cosa abbiamo puntato? Allora, sicuramente io potrei definire questo progetto come un restauro sperimentale all'interno della città storica perché gran parte dell'approccio si è concentrato sullo studio dell'assetto urbanistico storico della città e in particolare di Viale Carducci. Ricordo che l'obiettivo era trasformare un viale urbano di connessione tra una stazione e la scalinata degli Alpini, quindi diciamo un asse viario molto lineare in una centralità, in una piazza. Questa era un po' la sfida del concorso. Quindi abbiamo rilevato che l'assetto storico fosse caratterizzato da un viale alberato anche di grande dimensione in formato piata nell'assetto ottocentesco che definiva un asse visuale libero sulla scalinata degli Alpini. Diciamo che l'introduzione del progetto è quella di un secondo asse visuale, quindi un doppio asse visuale, l'uno rivolto incorniciante la scalinata degli Alpini, ma l'altro per la prima volta che incornicia le arcate della stazione. La forma, diciamo, vagamente romboidale che viene definita da questa doppia assualità definisce per la prima volta storicamente una centralità che definisce una piazza e in questo sta la trasformazione da viale a piazza. Ovviamente per l'assetto urbanistico e architettonico per noi era importante che fosse definito sia dalla pavimentazione, da tutto quello che succede diciamo all'attacco a terra, ma anche dalla volumetria delle piante, che sono i due aspetti sui quali il progetto lavora insieme, totalmente insieme. Sì, in questo senso lavora un po' come un sistema integrato con il paesaggio circostante. È questo asse di alberi che appunto definisce sia lo spazio dello stare della piazza, ma si relaziona anche con la collina, diciamo il centro storico di Conegliano alle spalle, di fronte, dipende come lo si guarda, e tutto un po' il paesaggio circostante, lavorando come un sistema sia di gestione dello spazio in modo da renderlo molto piacevole, accogliente, da creare un'ombra morbida e vibrante che permette veramente uno stare piacevole, sia dal punto di vista di servizio ecosistemico, collegato un po' anche a questo diciamo, tentativo di ridurre un'isola di calore che è uno dei temi della contemporaneità, anche attraverso l'utilizzo di acqua. C'è una specie di fontana molto delicata all'accesso dalla stazione che diciamo costituisce una sorta di portale di ingresso. È un dispositivo di raffrescamento. Esatto, e funziona come un dispositivo di raffrescamento insieme a tutti gli alberi, quindi ci teniamo sempre ad avere un'attenzione speciale verso la qualità dello stare in una piazza, per cui un'ombra mossa, un'ombra fresca, piacevole, sì. Da un punto di vista sistemico ma anche materico il progetto lavora in maniera speculare, un po' come un alter ego rispetto a Piazza Cima, del quale ricalca comunque la matericità a terra, quindi col porfido e un lastricato bicromo al centro, quindi c'era anche questo aspetto connettivo dal punto di vista urbanistico e proprio della qualità dello stare urbano e materico.
E poi c'era, sempre da un punto di vista degli approcci adattivi rispetto ai cambiamenti della città e alla sua resilienza, anche una certa demineralizzazione o comunque l'introduzione di aree semipermeabili su tutta la parte perimetrale della piazza, che non sarebbe stata carrabile, mentre il centro occasionalmente sì. Sì.